L'estate Sorana 2022, organizzata dal Comune in collaborazione con la Proloco e le varie associazioni del territorio, ha avuto un calendario davvero molto ricco che non è ancora terminato. Lo scorso venerdì è stata presentata alla cittadinanza una manifestazione dedicata ai bambini e ai ragazzi. Si tratta della Notte Bianca dei Bambini e della Musica, un evento collettivo che sabato 27 agosto si svolgerà dalle 18 fino alle 2 di notte, coinvolgendo circa 80 realtà del territorio, un evento simbolo di una città volta alla rinascita. Sabato 27 di agosto ci sarà la Notte Bianca dei Bambini e della Musica, anch'essa la prima edizione, quindi è stato fatto un grandissimo lavoro da parte dell'organizzazione, quindi ringrazio le tantissime associazioni che parteciperanno, gli sponsor che hanno creduto nel progetto, gli organizzatori, quindi insieme alla Proloco, Diego Catenacci, Tonino Lombardozzi e tutto il team che li segue, quindi davvero un momento unico perché la nostra amministrazione ha puntato molto e punterà molto su questo turismo familiare per essere una città attrattiva per i bambini, per le famiglie, ecco, e per vivere in una città a misura d'uomo. Vi invitiamo quindi il 27 agosto a far visita alla nostra città. La Notte Bianca dei Bambini e della Musica coronerà anche questa l'estate sorana, sarà questa serata dedicata ai bambini in cui daremo ai bambini una grande città dei balocchi ma anche tanta formazione perché ci saranno anche tanti laboratori, tanti animali con la possibilità di fare pet therapy, anche dei giochi di quelli che a loro piacciono tantissimo tipo il paintball, il tiro con l'arco, veramente tantissimo, avremo una grande parete attrezzata dove potranno arrampicarsi, avremo l'Indiana Park che insomma permetterà loro di arrampicarsi addirittura al Parco Santa Chiara che sarà pieno di animali. Avremo tanta musica con 100% batteristi che riempirà gran parte del corso e ci darà la sua musica, la sua allegria per dare veramente il ritmo alla serata. Quindi abbiamo davvero tante opportunità per far divertire i nostri bambini insieme con i loro genitori. Ci aspettiamo una città strapiena di persone, ecco, per l'evento clou dell'estate. E per il mese di settembre proseguono le attività che animano il centro città di Sora. Sabato 3 settembre si svolgerà l'evento Una tavolata lunga un corso, manifestazione senza precedenti che renderà ancora più vivace e brillante la città di Sora attraverso un suggestivo momento di aggregazione e divertimento. Sì, il 3 settembre ci sarà un evento unico, un evento nuovo, un evento che non sarà solo enogastronomico, ma sarà un modo di socializzare, una tavolata di aggregazione per stare tutti insieme. Dopo i 2 anni di Covid vogliamo riportare tante famiglie su Corso Volsci e quindi far vedere le bellezze della nostra città. È un invito a tutti coloro che anche vorranno venire da fuori a visitare la nostra città. E ringrazio la Proloco e Pietro Marcelli per la grandissima organizzazione. La prima edizione sicuramente andrà bene, ma sono sicuro che nei prossimi anni sarà davvero una colonna portante dell'estate sorana. Tavolata lungo un corso nasce tra la collaborazione tra il Comune, la Proloco, un gruppo di persone volenterose e meravigliose come Pietro Marcelli, sua moglie Federica, Monica Campoli e tanti esercenti, ben 16, che hanno collaborato insieme con noi per costruire questa grandissima tavolata che attraverserà tutta la città. Sembrava un sogno, una follia, invece la stiamo realizzando, tutto il corso, tutta via Cittadella, in piazza Cesare Baronio, per cui una tavolata lunghissima. Questi 16 esercenti si metteranno insieme per dimostrare che sarà una città accogliente, una città nella quale appunto si può mangiare, stare bene, e poi saranno allietati da musica lungo tutto quanto il corso, giochi per bambini. Ecco, questa serata, una tavolata lungo un corso, servirà a rafforzare l'idea che l'estate sorana ha data, cioè che Sora è una città accogliente dove si può stare di sera, di giorno, passare dei momenti molto belli, divertirsi. Ecco, è proprio questa è l'immagine che stiamo cercando di rilanciare, da una Sora deserta invece a una Sora che è veramente una grande casa di festa con questa grande cena apparecchiata, per cui aspettiamo veramente tanti sorani e anche cittadini dei paesi vicini per ben 2500 posti a sedere che si possono prenotare in tutti i diversi punti degli esercenti. Il centro storico si trasformerà in una grande location conviviale all'aperto, con una tavolata lunghissima di circa 800 metri che partirà da inizio Corso Volci, lato Piazza Indipendenza, ed attraverserà tutto il corso
Agosto fino a Piazza Isedra e da via Cittadella si estenderà su tutta la piazza Cesare Baronio. La manifestazione inizia verso Corso Forci e finisce sul Ponte di Napoli, compreso il Ponte di Napoli, poi riparte a via Cittadella e fino a Piazza Cesare Baronio. Voglio ringraziare anche tutte le pizzerie che hanno aderito a questa manifestazione, perché veramente, ahimè, senza di loro tutto questo era poi impossibile. E questa è una cosa, direi, unica e bella per la città di Sora, un evento senza precedenti ma per tutta la comunità. Una cosa che volevo segnalare, ecco, una cosa molto importante, è che siamo riusciti a lasciare anche dei spazi liberi con 2 ape pizze e con una paninoteca, in modo che le persone da fuori che vengono da fuori possono tranquillamente stare in quegli spazi. Siamo qui per la conferenza stampa di presentazione della ultima e più grossa manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale, dalla Proloco e dai volontari, a cominciare da Pietro Marcelli, ex presidente della Noi per San Rocco, che con la sua esperienza e con la sua capacità ha messo in moto questo meccanismo a cui si sono aggregati strada facendo altri volontari e altre persone, diciamo, capaci a realizzare questo evento, che sicuramente sarà una cosa grossa. Abbiamo coinvolto le pizzerie, contrariamente a quanto fatto per le altre manifestazioni. In questa volta abbiamo coinvolto gli operatori economici, gli operatori del food, diciamo, che mediante un lavoro meticoloso e lungo abbiamo instradato in modo che tutte le cose vadano per il giusto verso e tutti quanti vengano soddisfatti da quello che sarà la manifestazione.